si può raccontare, sì. Più o sì, meno. diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. Buongiorno raga, buongiorno. Avevo il casco quindi sono in condizioni pietose. Ci troviamo al nord di Londra, precisamente a Tottenham Hale. Sono venuto qua a parlare a dei ragazzi, mi hanno invitato in una scuola. Non so neanche perché mi abbiano invitato. Ringrazio come al solito Luca per l'invito. Non so se dovrò parlare in italiano o in inglese, non so cosa mi chiederanno. Sono arrivato ieri alla Sardegna quindi non mi sono preparato nulla, ma c'è poco da prepararsi. Andiamo. Ok raga, sono qua alla scuola e gli ho fatti dormire un po' perché ho parlato un'ora e mezza di niente, del vlog, di voi, di tutti i commenti negativi che mi lasciate e niente, volevo ringraziarli perché sono stati simpaticissimi, quindi grazie. Beh, pagati anche loro per applaudire, Così. Grazie. Ciao. Niente, è una delle cose che mi piace di più di quello che faccio, parlare ai giovani, parlare ai ragazzi, capire cosa fanno, un po' le loro aspirazioni, i loro sogni e niente, grazie Luca per l'invito e grazie ai ragazzi che sono stati gentilissimi e super attenti e ora andiamo in ufficio. Venerdì e ho miliardi di cose da fare oggi, ho veramente tante cose da fare. Ho deciso di darvi anche la visuale del mio tragitto da casa all'ufficio, ora che appunto vado a lavoro in scooter e la mattina a Londra è veramente bello perché vedi la città che si sveglia, taglio in due la città, attraverso la città e non potevo non mostrarvela. Venite a fare un giro con me. Ho giusto 885.000 cose da fare oggi. Ok, 3 meno un quarto ho una chiamata su Skype, poi vengono 2 persone in ufficio, tante email da mandare e a cui rispondere. E nel frattempo in ufficio stiamo dando la partita. Ok, come stai? Dimmi tutto. Mi ha scritto Alex su Instagram, mi ha scritto che voleva passare a incontrarci, a vedere l'ufficio a trasporto e quindi dovrebbe essere qua fuori. Vediamo un po'. Ciao, piacere. 23 maggio? Sì. Ok, da poco. Ho fatto... Tanto si può raccontare, sì. Più o meno. Diciamo di sì, dai. Diciamo di sì. Raga, è venuto a trovarci Alex che segue il vlog, mi sa perché è venuto qua, quindi aspetta. Che ti vuoi? Non ci avevo pensato prima. Non ci avevo pensato, ero giù e come minimo, dato che sono venuto, gli posso regalare le tazze. Sì. A te e la tua ragazza. Grazie, grazie davvero. Colazione, a posto così. A parte il fatto che ho spacciato il quarto vlog, l'ho fatto vedere a tutti, se c'hai 10.000 visualizzazioni, 9.999 l'ho fatta fare io, cioè l'ho veramente. Diciamo, io ho fatto dalle 3, ci ho fatto mattina e mi sono visto tutti i vlog. Ma dopo che hai visto quello di Natale? Sì, mi è capitato per caso, perché non riuscivo a prendere sonno, stavo scrollando la pagina, ho visto quello e poi mi sono sparato. E lì ancora non avevi il like alla pagina? No, ce l'avevo il like, okay, e forse mi era capitato per quello. Mi sono sparati tutti quanti, la mattina ho fatto ok, basta, sono stufato, mi trasferisco a Londra. E da lì poi 5-6 mesi mi sono trasferito. Mi fa piacere,
È preoccupante anche come cosa, perché ti fa pensare anche alla... mi sento un po' di responsabilità in più, però mi fa piacere. Credimi, stai facendo veramente una bella cosa, perché comunque riesci a trasmettere il si può fare. Ah, sì, assolutamente. Sì. Perché non sei un parolaio, non sei uno... Infatti mi è piaciuto molto, ti ricordi quando avevo scritto su Instagram e avevi risposto alla domanda di Alex Damiano 90? Sì. E mi è piaciuta molto la risposta, perché non sei stata una persona che si è messa lì a vendere fumo. Sei stata una persona che ha detto ragazzi, una città figa, è un posto che ti dà tanto, ti dà veramente tanto, ma devi dare tanto. Sì, devi dare tanto. Mi ha fatto davvero piacere. Anche a me. Grazie mille. Figurati. Seguitelo, condividete, in gamba. Ecco, vedi, adesso poi sembra che pago. Il tuo Instagram? Alex Damiano 90. Alex Damiano 90, lo mettiamo da qualche parte qua. E lui mi ha scritto su Instagram, quindi se non state seguendo su Instagram seguite anche là. Grazie mille. Davvero. No, grazie di essere passato, mi ha fatto piacere. Ciao Marta. Ciao. Ciao Alex. Ciao. Hey, good to see you. Good to see you. Ciao, piacere di... Ragazzi, sono con Michele. Ciao ragazzi. Sono con Michele perché è venuto a trovarmi, mi ha scritto. Michele, diciamo che, come ti posso definire? Un imprenditore. Faccio tante cose. Fai tante cose, un imprenditore digitale moderno, perché segui più aziende. Se ti chiedono che lavoro fai, tu cosa rispondi? Tante cose. Tante cose qui. Ho lanciato da poco una pagina, andate a cercare su Facebook Maika Brigo, anche su YouTube c'è, e che si dedica ad aiutare le donne a migliorare la loro vita sentimentale. Quindi è una cosa un po' particolare che in Italia non c'era ancora. Figata questa cosa, però... ragazzi. È una cosa che in realtà in America e in UK va tanto, nel senso le persone che aiutano a migliorare e cambiare la propria vita e la vita sentimentale delle donne. Quindi da uomo cerco di spiegare cosa cercano, come le donne possono quindi migliorare la loro vita attraverso una conoscenza migliore di che cosa l'uomo pensa, di cosa l'uomo fa e cosa l'uomo vuole. Ti seguiranno, quindi io ti seguirò e loro ti seguiranno. Verremo fra 6 mesi, fra un anno verremo a controllare come sta andando il progetto. Quante donne, ecco vedi, nel sito potresti mettere quante donne hai aiutato, perché ti hanno lasciato. Ciao Miche. Ciao. Ok, giornata lavorativa finita. Domani andiamo a fare un giro veloce ai Kew Gardens. Magari vi porto giusto per qualche immagine. Ok ragazzi, sabato abbiamo preso lo scooter, ci siamo fatti un bel giro, ma soprattutto siamo arrivati ai Kew Gardens. A parte che a giugno con questo clima l'ingresso è a pagamento, costa 17 pound a biglietto. Sì, i biglietti. È immenso questo parco, gigante. Raga, quanto siamo organizzati, anche la quanto è organizzata Marica o Sabina, anche la coperta abbiamo. E con questo si è concluso il giro ai Kew Gardens, che vi avrei voluto far vedere meglio, ma sono immensi e rischierei di fare 800 ore di filmato come al solito, quindi dovete assolutamente visitarli. E la prossima settimana, raga, sarò a Milano e in Puglia per due eventi veramente interessanti per uno dei clienti di Edit Media. Si tratta di Fabio Cordella con dei vini speciali e ci saranno degli ospiti speciali, vedrete nel prossimo episodio del vlog. E nel frattempo, lo sapete, weekend, uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, meglio fate quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Ma dillo tu, buona. Buona.